Tribunale a Padova la condanna in primo grado a 16 anni per Melissa Russo Machado, la 29enne che nell'ottobre del 2024 diede alla luce una bambina e la uccise gettandola nel water. Ha rischiato di perdere un occhio un 19enne trevigiano dopo essere stato accerchiato dal branco e aggredito da un 21enne pregiudicato con un coccio di bottiglia. Per lui sono scattate le manette. Caccia al giovane che ha aggredito con calci e pugni un autista 53enne della TVO a Jesolo. L'uomo voleva viaggiare senza biglietto. Minaccia di morte la madre con un coltello, giovane finisce in carcere. L'uomo in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol è stato disarmato dai carabinieri e arrestato per maltrattamenti in famiglia. Assalto all'azienda Prandina di Breganze, rubati 100.000 euro di abiti di grandi firme, cresce la paura sullo sfondo, l'assalto al negozio Prada nel Veneziano. Crisi energetica, la CNA del Veneto stima un aumento fino a oltre 13 miliardi di euro, l'industria quella più colpita, intanto Confindustria lancia l'allarme, recessione se il conflitto durerà più di 10 mesi. La diocesi di Venezia ed il patriarcato in lutto per la morte di Monsignor Dino Pistolato, parroco di Gambarare, il ricordo di chi lo conosceva lottava sempre per i deboli. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca giudiziaria in primo piano oggi in Tribunale a Padova, la condanna in primo grado a 16 anni per Melissa Russo Machado, la 29enne che nell'ottobre del 2024 partorì una bambina e la uccise gettandola nel water. Omicidio volontario aggravato, 16 anni di carcere per Melissa Russo Machado, la 29enne italo-brasiliana che la notte del 29 ottobre 2024 partorì sua figlia e la affogò gettandola nel water dell'appartamento che condivideva con delle colleghe sopra il nightclub Il Serale a Piove di Sacco, dove lavorava come ballerina. La sentenza di primo grado ha riconosciuto le attenuanti generiche e ha disposto inoltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il pagamento delle spese processuali. Melissa Russo Machado non era presente in aula al momento della lettura della sentenza. Si trova ancora a Cassano delle Murge, paese dei genitori, dove ha l'obbligo di dimora e non ha mai voluto essere interrogata durante le indagini. In tribunale a Padova solo l'avvocato d'ufficio. Per effetto della sentenza della Corte di Assise, sulla quale appunto ci riserviamo di fare appello, conosciute le motivazioni nel termine dei 90 giorni riservate, e al momento la pena non è ancora esecutiva fino a che la condanna non verrà ritenuta definitiva. L'avvocato ora, dopo aver consultato la 29enne, potrebbe ricorrere in appello. L'orrore, la notte del 29 ottobre 2024, Melissa Russo Machado nella stanza sopra il locale di lap dance ha partorito la sua bambina da sola, una bimba nata viva e sana di oltre 2 chili, poi l'ha uccisa affogandola nel water e cercando di tirare lo sciacquone. L'allarme è dato da alcune colleghe che poi lei aveva chiamato chiedendo aiuto. I medici del SUEM, quando sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti a una scena terrificante. Davanti a loro e ai carabinieri la 29enne ha sempre negato di aver partorito e nei 9 mesi di gravidanza aveva sempre nascosto a tutti di essere incinta. 19enne trevigiano vittima di un terribile aggressione fuori dalla discoteca Next di Padova. In manette un 21enne tunisino accusato di avere sfregiato all'occhio il giovane con un coccio di bottiglia di vetro. Prima è stato accerchiato e poi colpito con un coccio di una bottiglia di vetro all'occhio, vittima dell'aggressione un 19enne di Pieve di Soligo che domenica, attorno alle 4 di notte, mentre era all'esterno del locale Next in via Montà a Padova, è stato preso di mira da un gruppo di 4 ragazzi di origine nordafricana. Alla risposta del giovane, i 4 hanno assunto un atteggiamento intimidatorio, spingendolo a terra per poi colpirlo violentemente. A finire in manette un 21enne tunisino pregiudicato, residente a Mortise, accusato di aver sferrato il colpo che ha fatto finire la vittima in ospedale per un'operazione d'urgenza, in quanto non vedeva più nulla a causa della profonda ferita all'occhio sinistro. Il gruppetto di malviventi si è subito dileguato a bordo di un'auto inseguita dagli amici della vittima, nel tentativo di raggiungere quantomeno per riprendere la targa. La corsa è terminata in zona Portello, dove gli aggressori, una volta scesi dall'auto, hanno iniziato a lanciare pietre contro i 3 amici, costringendoli alla fuga. I 3 sono quindi tornati nei pressi del locale, dove hanno fornito agli agenti della questura di Padova una descrizione dettagliata
dettagliata dell'auto. I poliziotti sono infatti riusciti a risalire all'abitazione del 21enne in zona Mortise. Il giovane si trovava ancora all'interno della macchina, visibilmente agitato, con ancora il sangue su mani, volto, vestiti e sulla carrozzeria dell'auto. Per questo è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali gravi in concorso, aggravate dall'uso di oggetti antioffendere. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha inoltre attivato l'ufficio immigrazione per l'avvio di revoca del permesso di soggiorno. La cronaca ci porta ora nel Trevigiano. A Conegliano 3 colpi in un giorno, 2 tentati scippi e una rapina. Identificati gli autori, si tratta di 2 giovanissimi, un 13enne e un 14enne. Aggredivano le vittime alle spalle, le facevano cadere e poi strappavano loro le borse. 2 tentati scippi ed una rapina. Gli autori sono stati identificati e denunciati per rapina e tentato furto con strappo. Si tratta di 2 giovanissimi, 13 e 14 anni. Il primo di origine domenicana e il secondo colombiano. I colpi sono stati messi a segno a Conegliano il 16 marzo scorso. Il fatto più grave è avvenuto in via Cavour. Nell'ultimo caso la signora è rovinata a terra e in quella circostanza i 2 sono riusciti a sottrarre la borsetta che poi abbiamo ritrovato poco distante. La vittima è una pensionata di 67 anni che ha riportato una lesione alla mano sinistra, una rapina per sottrarre alla donna 50 euro. Il più piccolo dei 2, quando è stato individuato, all'esito della perquisizione all'interno degli slip abbiamo trovato la tessera del codice fiscale sanitaria appartenente appunto all'ultima vittima. I 2 minori sono inoltre ritenuti responsabili di altri 2 tentativi di furto con strappo avvenuti nella stessa giornata, sempre nel centro cittadino, ai danni di una donna di 29 anni e di una 74enne. I minori sono stati identificati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile grazie alle telecamere di videosorveglianza e ai testimoni. Il 14enne per ora è irreperibile. Uno dei 2 al momento è irreperibile perché la famiglia è rientrata nel paese di origine e quindi stiamo cercando di capire in che contesto è maturato questo gesto, che sicuramente è un gesto molto grave e che per fortuna è stato risolto nell'ambito di poche ore. Il plauso del sindaco di Conegliano ai carabinieri, ora dice pene severe. Adesso ci aspettiamo, come abbiamo sempre detto, che le pene siano importanti, anche se sono minorenni. Ci preoccupa anche l'età assolutamente giovane dei 2 ragazzi, uno dei quali era scappato da una comunità, però ripeto, ci dà anche la serenità di vedere che le forze dell'ordine sono sul pezzo e, come sempre succede sul nostro territorio, grazie anche alle molte telecamere che sono predisposte, sono stati identificati e assicurati subito alla giustizia. Un altro autista di autobus aggredito da un passeggero che viaggiava senza biglietto è accaduto a Jesolo. Ennesima aggressione a danno di un autista 53enne di autobus preso a pugni in volto da un passeggero che viaggiava senza biglietto. È accaduto a Jesolo, in piazza Internazionale, sull'autobus che arrivava da Punta Sabbioni diretto al terminal di via Equilio. È un problema da porre rimedio, è un problema sicuramente di sicurezza e ordine pubblico, ma anche di comportamento da censurare. Tuttavia questo episodio avviene in un inverno che nel nostro territorio è stato molto tranquillo da un punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche perché il controllo e il presidio da parte della polizia locale e di tutte le forze dell'ordine è costante notte e giorno, e quindi auspichiamo che sia veramente un episodio limitato. L'aggressore 20enne, quando è salito a bordo ed è stato invitato ad acquistare il biglietto, dopo una serie di proteste ha iniziato a prendere a pugni l'autista. Poi è fuggito con alcuni passanti che hanno anche provato a rincorrerlo, mentre l'autista sanguinante ha chiesto aiuto in un bar dove i gestori nel frattempo hanno chiamato i carabinieri che stanno indagando. Il 53enne è stato poi medicato al pronto soccorso e visitato da un oculista e da un dentista per i gravi traumi riportati. Questi sono episodi da condannare fermamente, ha commentato il presidente di ATVO. All'autista la massima solidarietà mia e dell'azienda che lo assisterà. Apriremo, ha concluso, un'istruttoria per verificare come si sono svolti i fatti, per poi procedere di conseguenza. Anche la CISL è intervenuta sull'episodio. In accordo con la nostra FIT CISL siamo a chiedere a gran forza alle istituzioni e quindi al Parlamento che vada a introdurre quella misura prevista anche per altre figure, e quindi di equiparare gli autisti ai pubblici ufficiali, affinché questo possa essere un deterrente. Minaccia la madre con un coltello, ma intervengono i carabinieri che lo arrestano per maltrattamenti in famiglia.
Lui minaccia lei con un coltello. Lui è il figlio, lei la madre. Tutto succede in casa nella nottata e la scena terribile che si sono trovati di fronte i carabinieri in una casa dell'Alto Vicentino. L'allarme è scattato poco prima al 112, la chiamata di soccorso raggiunge i carabinieri della compagnia di Schio. Si attivano i militari della stazione di Malo e quelli del nucleo operativo radiomobile che intervengono tempestivamente, si precipitano sul posto e si trovano appunto di fronte a una situazione di grave pericolo. Il giovane, in evidente stato di alterazione dovuta all'alcol, ha appena minacciato la madre con cui vive, impugnando un coltello a serramanico. I carabinieri agiscono con prontezza e disarmano il giovane, sequestrandogli non solo il coltello usato per la minaccia, ma anche 3 coltelli nascosti nella sua camera. Gli investigatori della stazione di Valli del Pasubio hanno poi acquisito altri elementi, in particolare le registrazioni vocali inviate dal figlio alla madre con esplicite minacce di morte. Per questo i carabinieri hanno arrestato il giovane con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato eseguito in flagranza differita, strumento fondamentale per il contrasto tempestivo della violenza in famiglia. Il giovane è stato portato alla casa circondariale di Vicenza, arresto convalidato dal giudice delle indagini preliminari che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Sono stazionarie le condizioni della studentessa di 22 anni vestita ieri mattina a Padova. Anche Bus Italia ha avviato un'indagine interna. Resta ricoverata nella terapia intensiva dell'azienda ospedaliera in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono stazionarie, un segnale incoraggiante per la studentessa 22enne di Milano investita da un pullman di linea ieri mattina a Padova. Erano le 8 quando la giovane, che frequenta l'università, è stata travolta mentre attraversava in via Gozzi sulle strisce pedonali proprio davanti al comando della polizia locale. Immediati sono stati soccorsi prestati alla giovane dai passanti e dagli agenti che poi hanno condotto i rilievi. A lungo è stato interrogato l'autista, un 57enne molto esperto, che è risultato negativo agli esami alcolemici e tossicologici. Sull'incidente anche Bus Italia Veneto ha aperto un'indagine interna. L'autobus coinvolto prestava servizio sulla linea 2 Carrare e in quel momento proveniva vuoto dalla stazione diretto verso il centro città. C'è da capire cosa sia accaduto e quali siano le esatte cause del drammatico incidente. Nel frattempo anche dall'azienda massima la vicinanza alla studentessa e alla famiglia, nella speranza che si possa riprendere al più presto. Ancora a cronaca, assalto alla Prandina di Breganze, rubati 100.000 euro di abiti di grandi firme. Cresce la paura, colpo fotocopia la settimana scorsa da Prada in Riviera del Brenta, da Rino Di Dolo. Sono entrati qui alle 1.08 e alle 1.016 se ne sono andati, quindi anch'io sono stato il primo ad arrivare, ma i tempi sono stati veramente velocissimi. Come sono arrivato ho trovato le strade chiuse, perché loro appunto avevano rubato queste 4 macchine posizionate all'esterno della strada principale, quindi anch'io ho dovuto avvicinarmi a piedi, che naturalmente ho aspettato le forze dell'ordine prima di arrivare. Sì, è stata una cosa veloce, sicuramente programmata e sicuramente qualcuno sapeva, perché è stato tempi veramente velocissimi. Immagini scioccanti, tempi velocissimi per l'assalto alla Prandina di Via Maglio a Breganze, azienda che produce capi d'abbigliamento per grandi marche. Il comando, abbiamo sentito dal titolare, ha bloccato le strade, ha sfondato il cancello principale per poi abbattere l'ingresso del magazzino con un furgone. 100 di migliaia di euro il valore della merce rubata, almeno in 4 i banditi che hanno agito con i volti travisati da passamontagna andando a colpo sicuro, così come era successo giusto un anno fa. Esattamente un anno fa, probabilmente dalla stessa banda, perché anche in quel caso lì che hanno rubato anche il furgone l'ho ritrovato circa giusto un mese fa nella zona di Modena, e anche questa volta il furgone l'hanno ritrovato il giorno dopo sempre in quella zona, quindi pensiamo che anche con le forze dell'ordine che siano la stessa banda. A nulla, dice Prandina, è servito intensificare i sistemi di allarme e videosorveglianza. Abbiamo rinforzato tutte le porte di sicurezza appunto che vanno all'esterno, il portone era stato rinforzato, tutta la videosorveglianza, però evidentemente non è sufficiente, quindi loro, sapendo, prendono anche le contromisure. Assalti sempre più frequenti che potrebbero essere riconducibili alla stessa banda, visto il modus operandi dei malviventi, e crescono preoccupazione e amarezza.
In 30 anni era mai successo a mio padre a suo tempo, adesso 2 volte in un anno, più che altro hai la sensazione che qualsiasi cosa tu adotti non sia sufficiente perché appunto queste bande sono organizzate. Si parla di un centinaio di migliaia di euro, però ci sono anche i danni. Sì, il portone sfondato, il portone davanti, la porta qui che divide la zona di produzione che è stata appunto forzata e quindi adesso bisogna imboccarsi le maniche. La Guardia di Finanza ha sequestrato un laboratorio tessile nel Padovano che aveva debiti per 2 milioni di euro con il fisco, trovati lavoratori in nero. Un laboratorio di 80 metri quadri, all'interno 2 lavoratori in nero clandestini in condizioni di degrado e pericolo. Ecco cosa hanno trovato i finanzieri insieme ai tecnici dell'Ispettorato del Lavoro quando sono entrati in un laboratorio tessile di Vigonza, gestito da imprese apri e chiudi gravate da debiti verso l'erario. I finanzieri hanno effettuato un sequestro d'urgenza dell'immobile di 10 macchinari e 10 banchi da lavoro. L'amministratore del laboratorio, che operava sulla base di commesse ricevute da imprese locali, è stato segnalato alla procura per violazione delle norme di prevenzione degli incendi e degli infortuni sul luogo di lavoro e impiego di manodopera clandestina. Le Fiamme Gialle hanno riscontrato anche numerose violazioni alla normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro. Gli accertamenti fiscali hanno poi rilevato debiti con il fisco per circa 2 milioni e 600 mila euro da parte delle 4 ditte, tutte amministrate da stranieri che dal 2008 hanno gestito il laboratorio tessile. Si tratta di imprese apri e chiudi che, dopo essere divenute insolventi con l'amministrazione finanziaria, trasferivano personale e macchinari in una nuova impresa costituita ad hoc, la quale continuava ad operare nello stesso luogo con gli stessi clienti e fornitori, cambiando solo ragione sociale e partita IVA. Anche a Padova un caso di epatite A, dell'epidemia che sta facendo parecchi casi nel Napoletano e nel Lazio. Si tratta di un caso a Padova, un turista rientrato da un viaggio a Napoli dove aveva consumato frutti di mare. Il servizio di igiene e sanità pubblica dell'ULSS 6 Euganea ricorda quali sono i sintomi: malessere generale, febbre, nausea, vomito, mancanza di appetito, senso di affaticamento, dolori addominali, mal di testa, diarrea. Dopo pochi giorni compaiono ittero, colorazione gialla della pelle e urine scure. La malattia ha in genere un decorso benigno, non cronicizza e non dà luogo a portatori asintomatici. Gli alimenti più a rischio sono i frutti di mare e gli altri cibi che siano mangiati crudi o non sufficientemente cotti oppure che siano stati contaminati durante la preparazione. L'ULSS 6 ricorda che è possibile eseguire la vaccinazione. I supremi giudici hanno respinto tutti i ricorsi di Maria Carla Macola, ex consigliere della Banca Popolare di Vicenza, condannata per le violazioni Consob. Si chiude in Cassazione con una serie di rigetti la lunga battaglia giudiziaria del Cavaliere del Lavoro Maria Carla Macola, 88enne padovana originaria di Campo San Piero, ex consigliera della Banca Popolare di Vicenza. Il punto di partenza è la condanna a 30.000 euro della Consob legata agli aumenti di capitale del 2014 da quasi 1 miliardo di euro, perché, secondo l'autorità di vigilanza, mancavano informazioni essenziali per gli investitori, in particolare sui criteri di determinazione del prezzo delle azioni e sui finanziamenti concessi per acquistarle. Con Macula sono stati condannati nel tempo anche gli altri componenti del CDA, a partire dal presidente Gianni Zonin, colpevole anche sul piano penale. Ma non è l'unico fronte per Macula sul piano civile a seguito del crack di BPV. Sempre in Cassazione, un secondo filone riguarda le azioni della banca che ha agito nei confronti degli ex amministratori con revocatorie. Anche qui il risultato per la dottoressa Macula è lo stesso. I ricorsi sono stati respinti. La banca, in liquidazione coatta amministrativa dal 2017, aveva ottenuto ragione anche per i trasferimenti di quote societarie e immobili. In particolare, i giudici avevano ritenuto illegali gli atti con cui Macola aveva trasferito ai figli Benedetto e Alessandro Sgaravatti
con le donazioni dell'ottobre 2015, le quote del Camping Market e la cessione delle quote del Tourist Market, oltre alla quota di partecipazione in Camping Italy del valore di 1,3 milioni di euro e della sua quota in Lispida SRL del valore di 1 milione. Infine, i supremi giudici hanno definito illegali anche i 2 atti di donazione di immobili da parte della stessa Macola in favore della nuora Elena Gattamelata. La politica si infiamma dopo il verdetto referendario, mentre esplode il caso della ministra Santanchè, che dopo quasi 24 ore di pressioni ha rassegnato le dimissioni. Il guardasigilli Carlo Nordio ha parlato alla Camera confermando la volontà di non dimettersi. Avendo avuto la conferma da parte del Governo e della Presidenza del Consiglio che la mia posizione, nonostante io mi sia assunto ufficialmente la responsabilità politica del fallimento di questo referendum, poiché, ripeto, questa fiducia è stata confermata, non c'è nessuna ragione per cui il Ministro della Giustizia abbandoni il suo posto. Nel question time alla Camera il guardasigilli conferma la linea della prima ora, nessun passo indietro come avvenuto invece per il suo capo di gabinetto Giusy Bartolozzi e per il sottosegretario Andrea Del Mastro, e questo mentre si consuma lo psicodramma umano e politico della ministra del Turismo Daniela Santanchè, le cui dimissioni dopo essere state auspicate dalla Premier sono arrivate in serata, caso che ha imbarazzato il governo e la maggioranza a tutti i livelli, anche locali. Lo stesso sindaco leghista Mario Conte a metà giornata si era appellato alla responsabilità. Richiamo tutti alla responsabilità, ognuno in base al ruolo che ricopre. Chi fa il sindaco deve seguire la propria comunità con impegno, con rispetto, con onestà, chi fa il ministro altrettanto. Correttezza vuole che vengano rispettate le volontà della Premier. L'auspicio della Premier era stato fatto proprio anche dai meloniani trevigiani. Io auspico che accolga l'invito, come hanno fatto Dal Mastro e la capo di gabinetto del Ministero. La riterrei una cosa assolutamente in linea anche per continuare a difendere la dignità del partito e del ruolo che hanno occupato. Per l'opposizione chiaramente è il momento di assestare il colpo, trascinati dal risultato referendario. Sono gli italiani che, votando no a questo referendum, hanno mandato a casa le persone che non sono degne sul piano dell'onore e della rispettabilità di ricoprire incarichi pubblici così importanti. Giorgia Meloni, anziché assumersi la responsabilità di uno schianto frontale dove lei in prima persona ha portato il governo, sta cercando di scaricare la responsabilità sui pezzi più fragili, quelli più indifendibili. Cerca di trarre le conclusioni sempre via ring Roberto Bulldog Marcato. In Italia è tutta politica, ogni appuntamento elettorale è politica. È politica. Quindi tutti questi qua fa politica e noi altri fermo i fighetti. No, devi fare politica, perché c'è un tema anche di giudizio nei confronti del governo. È inevitabile. Crisi energetica, la CNA del Veneto stima un aumento fino a oltre 13 miliardi di euro. L'industria manifatturiera, quella più colpita, l'associazione chiede interventi urgenti a governo e regione. Intanto Confindustria lancia l'allarme recessione se il conflitto in Medio Oriente durerà più di 10 mesi. 2,4 miliardi è lo shock energetico di aumenti per il Veneto nell'ultimo anno. Colpiscono gas ed energia e in particolar modo le famiglie e le imprese del sistema manifatturiero veneto. Il costo complessivo dell'energia, elettricità e gas, secondo le stime elaborate da CNA Veneto, passerà da circa 11 miliardi di euro nel 2025 a oltre 13 miliardi, un incremento pari al 22%. Il gas brucia di più ed è infatti quello a segnare il rincaro più pesante, più 28%. L'energia elettrica, pur rimanendo la voce dominante nella spesa energetica regionale, cresce del 19%. Un'attenuazione rispetto al gas che si spiega con la quota delle rinnovabili nel mix produttivo italiano. Dato, spiega CNA, che dovrebbe portare ad investire in quella direzione. Le filiere energivore del Veneto, siderurgia, carta, ceramica, vetro, chimica e plastica, potrebbero affrontare un incremento di costi per
per l'energia elettrica di 610 milioni di euro, pari al 44% dell'aumento regionale. Devono esserci interventi immediati dal punto di vista del governo sui crediti d'imposta e per quanto riguarda gli oneri di sistema delle bollette. Lavoriamo per le comunità energetiche e per i sistemi di autoconsumo per cercare di contenere questa situazione che può rallentare l'economia del tessuto produttivo veneto. Allarme anche dal settore dei trasporti, che arriva da Michele Varotto, presidente della Federazione Trasporti di Confartigianato. Le imprese venete, dice, sono già in crisi di liquidità, allo stesso tempo si trovano a fronteggiare costi del gasolio sempre più elevati. L'Universo Trasporti in regione conta quasi 7.000 imprese artigiane che danno lavoro a oltre 15.000 persone. Tutto questo nel giorno in cui il centro studi di Confindustria taglia le stime del PIL a seconda delle previsioni di guerra, dallo 0,7% preventivato lo scorso autunno allo 0,5% se la guerra in Medio Oriente si protrarrà. Condizione, quella del conflitto, che se perdurerà oltre 10 mesi potrebbe portare alla recessione. La diocesi di Venezia ed il patriarcato in lutto per la morte di Monsignor Dino Pistolato, parroco di Gambarare, il ricordo di chi lo conosceva. Non chiudetevi nell'isolamento, tante volte l'adulto perché è preso dai problemi, il giovane perché non si sente compreso, e bussate, tentate di sfondare, cercate il dialogo sempre e comunque, e se non è sufficiente nel contesto familiare cercatelo all'esterno, qualcuno che possa aiutarvi ad allacciare questi ponti tra genitori e figli. Così, qualche anno fa, in occasione degli auguri pasquali ai nostri microfoni, Monsignor Pistolato si rivolgeva ai giovani, a quelli più fragili, ma anche a quelli che stavano affrontando le difficoltà della crescita. Perché Don Dino, spentosi a 68 anni dopo essere stato colpito da un ictus alcuni giorni fa, era così. Pensava e si dedicava ai più deboli, ai più poveri, faceva il possibile per aiutarli. Un uomo che non si tirava mai indietro, come l'ha ricordato il sindaco Brugnaro. Un amico, una persona del fare, condoglianze a lui, a tutta la comunità ecclesiale, a tutti i suoi amici, i suoi parenti. Un amico, non ho parole. A lungo direttore della Caritas diocesana, presidente della Fondazione Groggia, figura di spicco nella chiesa lagunare, dove ha ricoperto numerosi ruoli, tra cui quello di vicario episcopale per i servizi generali e gli affari economici della diocesi di Venezia. Monsignor Pistolato da qualche tempo era parroco a Gambarare di Mira. Don Dino lascia un grande vuoto, perdiamo un perno della nostra comunità, molto amato a Mira, a Gambarare, che ormai era a casa sua, con tantissime manifestazioni di affetto e di stima. Un uomo di fede ma anche di polso, che non aveva mai paura di dire ciò che pensava e soprattutto di agire. Qualche tempo fa si era espresso anche a favore della moschea a Mestre. Lui lottava perché le cause della povertà fossero in qualche modo appunto allontanate dalle persone, e questo può essere che abbia dato anche qualche volta fastidio a qualcuno, può essere stato che alcuni atteggiamenti, che forse era anche dovuto probabilmente a un carattere molto forte, abbiano provocato anche delle reazioni, però secondo me sempre nei limiti, sempre anche diciamo in ascolto dei propri vescovi. Il patriarca Moraglia da Roma ha mandato un messaggio: la prematura morte di Don Dino addolora profondamente. Il suo servizio a livello diocesano, anche come vicario episcopale, è sempre stato attento a promuovere e organizzare la carità con animo sacerdotale, sguardo rivolto alle innumerevoli situazioni di bisogno e sofferenza. Don Dino resterà nei cuori dei veneziani. Ha saputo trasformare poi il disagio in opportunità lavorative, e questo secondo me è un grande merito, e tutte queste cooperative sociali che lui ha creato, il fatto che continuino a creare, a generare nuove opportunità per persone in difficoltà, penso sia il modo migliore per ricordarlo. I funerali saranno celebrati sabato alle 10:30 a Gambarare di Mira. Ed è l'ultimo servizio per questa edizione regionale dei nostri TG. Subito dopo la sigla, come sempre, vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.